Prova? Buonasera a tutti, visti voi, te nuova de oie. Ponemos os commentos un attimeddio, ecco qua, oie die Kimbe de martu de 2026. Bene, siamo pronti, oie pure, intanto cominciamo diritto da essa die, come si presenta, calcolata che aerisi, calcolata di su tutto, e di deve restare calcolata per tutte le die, mi pare che insomma diamo tutta la valle te non narata, e sì, proprio Gaiesta resta calcolata, però marcata de manco abba de sacchi marcaia terisi, di deve spro scomo carchigutio a saldecche, poi un altro pacco a salduas, poi a sa schimbe, e poi a sa sette e a sa sotto, però insomma non proprio tutte le die come naraia terisi. E dimos che Napola, it capita che Napola, il Giovia, che Napola però è tutto lì, viene già un pacchetto tropposa verso Rasotto, fino a 19, insomma, gai marca Tinoc, poi a Mosabidere 11 gradi temperatura massima, 8 gradi già minima. Cominciamo il diretto che so stoccamento, ecco qua, Comune di Onanì, sabato 14 2026, ore 17, auditorium comunale, via Garibaldi, scuole elementari. E che scuole elementari, Comune di Onanì. L'area intorno alla miniera di Sosenatolo, che si estende tra il comune di Lula, Onanì, Bitti e Orune, è candidata ad ospitare l'Einstein Telescope ET, futuro esperimento dedicato alla ricerca di onde gravitazionali. È un progetto di portata mondiale, in grado di offrire al territorio e all'intera Sardegna una straordinaria opportunità di sviluppo. L'incontro ha l'obiettivo di favorire il dialogo diretto tra gli esperti e la cittadinanza per aumentare la consapevolezza su che cosa sarà ET e sull'impatto che questa infrastruttura potrà avere sul territorio. Saluti e apertura Clara Michelangeli, sindaca di Onanì, scusate, Orani. Intervengono Raffaele Marras, Regione Sardegna, Andrea Contu, Infin, Maurizio Boi, Consorzio Leonardo, modera Carlotta Lucato, Unitel Sardegna, adesso Unitel Einstein Telescope incontra il territorio, comune di Onanì. Bene, 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 bisemo su. Speriamo di essere, poi che viene a diretta, e non ha niente problema adesso rete hi-fi, mai dimos di non arranzare, insomma, ecco. Torneo di calcio giovanile, Polisportiva Bittese, sesta edizione, Memorial Giampietro Ruio, veste il 31 di maggio, categorie Pulcini primi calci, Juduo de Lampatasa, categorie esordienti piccoli amici, stadio Pedro Burrai via Firenze, posa sentare a un torneo e a Satero, a su primo telefonare a Fabrizio, 3 battul 2, 57 51 706, a Satero, del torneo, a su duo de Lampada, 3 batto 7, 0 battero, 82, 280 Quirico.
Bene, bene, bene. Andiamo da innanzi, veloce, svelto. It capita Giro dei Spanto in quad con Sardinia Experience Quad Tour. Eh, Sardita Carro, insomma, ecco. Mannico Solicos in su agriturismo de Ertila, adesso che 9 a su 23 di aprile. Assentate, lo telefonate a su numero 366 379 30 Chimbe 24 ditta a Pigozzi, già beh, insomma, la famiglia Pigozzi è Fabio Carro, sa ditta appunto Experience Pod, Sardinia Experience Pod. Andiamo da innanzi, presentazione del libro Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossello, tenore Remune Locco di Bitti, a cura di Sebastiano Piloso. Interventi Stefano Lavra, Bacchio Bandino, Marco Luzzo, Sebastiano Piloso, Marcello, coordinato tu Marcello Mele, sarà presente Daniele Cossello e tutto questo è Giuseppe De Martu, a Schimben Mesa, di Ortedia, Auditorium Giovanni Lellio, via Mereu, Chimbantasese, Nugoro. Però si torna a fare questa presentazione pure in bici a fine mese. Noi scriviamo Gallo già data. Hoy invece, vabbè, ormai è troppo tardi, lo scrivono di andare nelle serenate, comunque polonare, che savisi anche questa bella iniziativa, tu hai il potere di salvare una vita. Dona il tuo sangue giovedì 5 marzo dalle ore 8 alle ore 12 presso il poliambulatorio Bardoneggio, Bardoneggio, insomma, corsa a trasutilleria su poliambulatorio. Va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi, rammento da Essumonte, un film in sardo di Domenico Ruiu, sabato 7 marzo 2026 ore 20, cinema Addiston Bitti. Ma da Matessidie, a Mospuru però il Lugola e a Salvatore Mesa, quindi si accudita su ne a Satiro, la presentazione da parte su Maccolura del suo libro di Giuseppina Doneggio, Bambole di Betulla. Dialoga con l'autrice, dottoressa Franca Carboni, professor Domenico Fumagalli, letture, professoressa Mariolina Mannia. Brincamo sul giornale, questo vi torniamo dopo. Demonio sotto le bombe, prima pagina della Nuova Sardegna, guerra in Iran, da oggi la brigata Sassari al comando della missione. Nel sud del Libano, pesante offensiva dell'esercito israeliano. Invasi ai massimi, mai così pieni. Riforma giustizia, Pitali Gelicheri, visione a confronto. A Bodi, narrata la Sardegna sarà l'isola del golf. Bah. Sarà un'estate bollente, gli esperti narrano torna El Niño, El Nino, El Niño, El Niño. Il tempo caente, insomma, del calore là. Andiamo alla prima pagina dell'Unione Sarda, guerra, l'Italia alle prese col dilemma Basi. Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli USA, Meloni e Grossetto da Mattarella. Poi Pratobello, audizioni e polemiche. A sanità, la fuga verso la penisola. Il figlio, ho preso i soldi ma non li ho uccisi, il delitto di via Garibaldi, Giuliano Culisano in udienza. Poi un articolo di fondo di Cerasa, l'analisi, un assedio non voluto. Bonelego Paieriga di questo l'assedio non voluto. A est c'è Putin, a sud c'è l'Iran, a ovest c'è Trump. Se non un assedio poco ci manca. L'Europa da ormai 4 anni a questa parte si trova al centro di una guerra che non ha voluto, quella in Ucraina. Scusate, ma io a questo devo rispondere, per favore.
Scusate, ma io oppure su ingegneri, non solo sul gestore del BCTV, e quindi è una cosa urgente, di una progettazione dobbiamo rispondere. E un anno e quindi l'Europa assediata, che non ha, allora, di un assedio commerciale che non ha voluto, quello di Trump, di una tensione che non ha alimentato, quella in Iran, e comunque si cerchi di guardare la cartina geografica nella stagione dei conflitti regionali che hanno sempre risvolti globali. Non c'è una singola guerra economica o militare che non chiami in causa il nostro continente. E ogni volta che una guerra si presenta di fronte ai nostri occhi, da Cagliari, Teheran dista circa 3.000 km, Kiev 2.100, un nulla. La domanda che molti osservatori si pongono è semplicemente: che fa l'Europa? L'Europa di fronte alle crisi, di fronte alle guerre, si muove spesso come un diesel, molto lenta all'inizio, più solida nella seconda fase, decisa nella terza fase. Con l'Ucraina l'Europa, 4 anni dopo, è entrata con decisione nella terza fase: sanzioni contro la Russia, aiuti militari, armi, addestramento, munizioni, sostegno finanziario miliardario. Questi articoli, queste pagine interne, bollulegite a banna, sanità, la fuga verso la penisola, e basta, non vamo a prima pagina, brincammola da innantisi. Due donne consigliere agli albori della Repubblica, Semurissà, Unione Sarda, provincia di Nuoro. Allora, le donne consigliere agli albori della Repubblica, Falchi, Maccioni, Bussalai e tante altre ricordate dall'Istasac in un convegno. Nel marzo 1946 14 donne nuoresi si candidano al primo Consiglio Comunale Democratico. Passaggio importante rievocato alla Biblioteca Sata con il convegno marzo 1946. Le donne nuoresi alla prova del voto, organizzato dall'Istaca, con Marina Molcelsi, Maria Boi, Graziella Boeddu, Flavia Pala, Maria Carmela Podda. Dopo lunghe ricerche hanno deciso di raccontare una storia poco conosciuta, i tempi non facili, e tante altre donne come Angela Cingolani, Guidi, democristiana poi eletta all'Assemblea Costituente, che chiese il riconoscimento della parità e pieni diritti. Le protagoniste nuoresi sono Francesca Devoto, classe 1912, artista, Giovanna Cheri, nata a Sarule, impiegata di mestiere, Pierina Falchi, 1919, prima assessore regionale, Maria Lanaccaro, 1920, insegnante di lettere, Maria Francesca Pirari, 1905, si definì madre di famiglia, Pietrina Manca, 22 anni, magliaia e fedelissima all'abito tradizionale con cui si presenta persino al ritiro del premio in un concorso italiano sulle manifatture tessili e laniere, con la democrazia cristiana. La lista del popolo, socialisti e comunisti, candidò Matilde Mosso, 1908, Elena Fadda, apparteneva alla famiglia nota come Tanacche, Maria Antonia Puggioni, classe 1894, Giuseppina Pisi, con il Partito Sardo d'Azione. Con il Partito Sardo d'Azione ci furono Carola Basigheddu, 1895, poi l'attivista di commercio di mobili, allora, Eugenia Bitta, nata nel 1910, Laura Borrozzo, insegnante di lettere al liceo Asproni, e Teresa Maccioni, eccetera, eccetera, e così via. E poi Marianna Bossalai, che è una delle sposo famosa, e Graziella Secchi Giacobbe.
costituì la triade barbaricina dell'antifascismo. Giacobbe Sorrede, Dino Giacobbe, ingegneri, che poi ha fatto una brigata che è stata a difendere la rivoluzione spagnola contro Franco. Liceo linguistico, prove di dialogo, a cui noi chiediamo sempre riunione sarda, si ha un incontro anche per valutare i rischi sull'indirizzo scientifico. Ottime tutte le nuove opportunità di istruzione. Opportuno un tavolo istituzionale per discutere le esigenze del territorio e degli studenti per valutare un eventuale depotenziamento degli indirizzi scientifici. Parole dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Ilaria Porta sulla proposta rilanciata dal voto unanime del Consiglio provinciale di martedì di istituire l'indirizzo linguistico al liceo Pila di Siniscola e Dorgali, cioè del suo pericolo o annatasunu, annatasatiruno. La vicenda Porta si esprime apprezzamento sull'idea, ma con tanta prudenza. Sul no dei mesi scorsi, arrivato dall'assessorato, spiega: ringrazio tutti e tutte per aver riacceso un importante dibattito sul tema della scuola. Accolgo certamente con favore l'idea dell'indirizzo linguistico e voglio fugare ogni dubbio circa la contrarietà da parte dell'assessorato. Mi preme evidenziare come nella fase di predisposizione del piano precedente ci fossero troppe variabili non risolte che non permettevano la giusta valutazione e non ultima quella dell'eventualità poi verificatasi degli accorpamenti che hanno riguardato proprio la provincia di Nuoro. Oggi, con il nuovo assetto, del quale nostro malgrado abbiamo dovuto prendere atto, possiamo ripartire con i ragionamenti. Che tirato in ballo l'Einstein Telescope, la geografia post-dimensionamento pone nuove riflessioni anche alla luce dell'Einstein Telescope. Portas mette in guardia dalle possibili conseguenze. L'arricchimento dell'offerta formativa rappresenta una buona leva nella lotta alla dispersione scolastica, ma occorre valutare l'opportunità dell'attivazione dell'indirizzo in entrambe le sedi, Dorgali e Siniscola, e in secondo luogo, visto il costante calo del numero degli studenti, è fondamentale considerare il potenziale pericolo del depotenziamento degli indirizzi del liceo scientifico. Se l'indirizzo linguistico può rappresentare una possibilità di arricchimento per il progetto IT, le materie degli indirizzi scientifici non possono e non devono subire flessioni, vanno anzi in questo territorio incentivate e potenziate. Cioè basta un motivo poi te l'hai nato chi no, cioè noi che vi l'hai nato a Vanvera. La corsa per i comuni in 27 paesi, tra conferme, indecisi e novità. Il Nuorese e l'Ogliastra si presentano al voto della tarda primavera. Probabilmente è andata a votare in parecchi anni si esprimono dell'Ampata. Il voto per il nuovo amministrativo in 27 comuni tra Nuorese ed Ogliastra è prossimo. È ovviamente in vista dell'appuntamento con le urne che con ogni probabilità si terrà a giugno. La data ufficiale ancora non si conosce, è dato 8-9. Ovunque sono già iniziate le grandi manovre. Tra i primi cittadini in pectore c'è chi chiede una conferma rilanciando per altri 5 anni, altri che ritengono invece che occorra farsi da parte di avere già dato e chiamati da impegni personali e professionali preferiscono tirare i remi in barca, partendo dal parametro dell'altitudine, ad esolo, eccetera, eccetera, bisogna tutta la situazione. In Occacurzu non abbiamo mancuno, Posada, il sindaco Salvatore Ruio
rilancia per un nuovo mandato. Ancora da capire se ci saranno contendenti. Si fa il nome dell'ingegnere Gianfranco Burrai, ma non è esclusa la possibilità di una terza lista a cursa normalmente. Allora poi vamos a Ust, Zarzana, Unify, Osidda, corrono per il Tris Franco Sabba, poi Bestia Ottana, Mamoiada, Nora Gugume, Portigali, Michele Corda, Biroli, Elini, il Bono, Loceri, Urzulei e Olzai. Olzai e poi Ollollai pure. Bene, andiamo ad Ainantesi, numero, vedremo in occhio Nuova Sardegna, allora i tebatti che non si... ecco, invalidità, arretrati cancellati, 3.000 casi risolti in un anno, lavoro record delle commissioni ASL, restano 130 pratiche, cioè a metà arretrato in questo adesso, insomma, disinvalidità. 3.000 pratiche rimaste in arretrato, azzerate in poco più di un anno. È il piccolo grande miracolo delle commissioni ASL per il riconoscimento dell'invalidità civile, legge 104, invalidità ai fini dell'insediamento lavorativo. La missione era stata definita impossibile dai vertici delle associazioni territoriali di tutela degli ammalati e delle persone affette da disabilità, che alla fine di ottobre del 2024 avevano denunciato il caso delle 3.100 cartelle inchiodate sulle scrivanie dell'ASL e sollevato un'ondata di preoccupazione su tutto il territorio, ma pare che in parte appena risolto. Volamolo a Atero, sempre resemo di nocche, Nuova Sardegna, ciclone Harry 1.500 aziende colpite. Inviateci le foto tramite un'app, cioè poi sbrigare imprese da scuola. Regione Agea spiegano come richiedere gli indennizzi per i danni subiti. Al via le procedure per i ristori e gli indennizzi nel comparto agricolo provocati dal ciclone Harry. Ieri si è tenuta la riunione del tavolo verde che ha definito priorità e le regole per ricevere i fondi relativi agli indennizzi. Per la Sardegna era fondamentale che venisse riconosciuta la reale durata dell'emergenza, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Francesco Ago. Gli eventi straordinari non si sono limitati al passaggio del ciclone Harry, ma il 19 e il 21 gennaio il nostro territorio ha continuato a subire senza sosta condizioni meteorologiche avverse, con vento intenso e precipitazioni persistenti fino al 20 febbraio. Va bene. Legge Pratobello, prime audizioni, le commissioni del Consiglio hanno ascoltato i comitati promotori. Sono iniziate con le audizioni di 11 comitati promotori della legge di iniziativa popolare, la Pratobello 2024, le audizioni in commissione congiunta, quarta, quinta del Consiglio regionale, presieduto da Roberto Lioia, eccetera. Sono intervenuti Michele Zurdas, Bentu de Libertadi, Maria Grazia De Montis, Coordinamento Gallura, Luigi Pisci, Comitato Sacedano, Maurizio Franco Fadda, Libera Terra Nuoro, Davide Fadda, Presidio, Popolo Sardo, Giampaolo Ledda, Comitato Osanurra, Franco Vacca, Comitato Caralis, Daniele Luigi Orrusa, Sardigna Noes Colonia, Maria Rosaria Tocco, Comitato Difesa Territoriale, UTA, Paolo Doppio, Nuova Resistenza Alghero, Rita Corda, Comitato Non Tirrenial Link. In tutti gli interventi è stato sottolineato il ritardo con il quale il Consiglio ha proceduto a esaminare la proposta di legge di iniziativa popolare, rivolto anche ad un pressante invito alla Regione. Vi manca Susinico di Argosolo che invece è suppose importante questo intervento.
Sardegna, l'Atena dei vini slow, artigiani delle vigne più antiche. L'edizione 2026 sottolinea il grande lavoro dei piccoli produttori isolani, bottiglie che raccontano il territorio lasciando spazio alla biodiversità. Zemus Issa Nuova, Sardegna. Torna El Niño, un'estate tropicale, temperature superiori a 45 gradi. Nel 2023 e nel 2024 termometro rovente, ma il 2026 potrebbe essere l'anno record. Si scalda la superficie dell'acqua, cambia la circolazione atmosferica e si crea siccità. E quindi, acqua, invasi ai massimi storici, l'inverno più piovoso di sempre. Mai un riempimento così rapido, bacini ormai oltre il 95% della capienza. Emergenza idrica superata, ma resta la sfida. Piu narrata niente sprechi, ora serve responsabilità. L'assessore regionale invita consorzi e cittadini ad un utilizzo razionale delle risorse. Assessore Piu. La Sardegna, paradiso del golf, Nuova Sardegna, del turismo e dei grandi eventi. Andrea Bodi, ministro dello sport, sulle iniziative che riguardano l'isola. Mi auguro che in estate si apra il cantiere del nuovo stadio di Cagliari. Bene, e quindi il riconoscimento della Sardegna a questo ruolo. Si intensificherà il confronto con la regione per sfruttare al meglio le potenzialità dello sviluppo turistico legate al golfo, per promuovere l'isola attraverso i grandi eventi, ma anche per presidiare al meglio il tema della sicurezza in ambito sportivo e valorizzare gli investimenti sullo sport di base che passano attraverso l'adeguamento delle strutture scolastiche, l'apertura di playground e il sostegno alle famiglie meno abbienti. Il Ministero per lo Sport, Giovanni Andrea Abodi, evidenzia con un circoletto rosso alcune delle priorità lungo il percorso del suo dicastero, che il suo dicastero sta tracciando anche lungo l'asse Roma-Cagliari, ovvero governo e regione. E quindi siamo sotto attenzione del suo ministero. Nuova Sardegna, l'isola teme il conflitto in Iran, a rischio energia e turismo. De Pascale, Confindustria, il numero della Nuova Sardegna, boom di costi senza le rinnovabili. Boom di costi senza le rinnovabili. Cucureddu, l'isola può approfittare della crisi delle mete orientali, certo sono sotto bombardamento, quindi possono deviare in Sardegna. C'è il conflitto mostrato dalle immagini, i droni che colpiscono gli edifici, i missili abbattuti, il botta e risposta tra l'asse USA, Israele e l'Iran. E c'è la catena di conseguenze di una guerra che hanno ripercussioni sui grandi mercati globali e sulle realtà locali. Nell'isola c'è un grande settore che subirà gli sviluppi nel breve termine delle azioni militari in Medio Oriente, ed è quello dell'energia. Sul lungo periodo, invece, pensando a coinvolgimenti di fronti internazionali, è a rischio il turismo della Sardegna, secondo le imprese. Turismo della Sardegna. L'assessore regionale Cucureddu è più sfrontato. Se crollano le quotazioni di mete di lusso del Golfo Persico, la Sardegna ne beneficia. E sono d'accordo con Cucureddu. È ancora troppo presto per capire le evoluzioni, spiega intanto Maurizio De Pascale, presidente di Confindustria Sardegna. Quel che è certo è che a determinare le ripercussioni sull'economia sarda saranno le tempistiche. Vabbè, questo tale De Pascale. Unione Sarda,
rifiuti sardi bravi a differenziare, riciclo, ma in alcuni comuni aumentano le qualità di secco prodotto. Ecoforum, Legambiente, l'Isola al 76,5 è la terza in Italia. Ne siamo contenti. Regione, altri 134 milioni di euro per le opere pubbliche, un incremento di 134 milioni di euro per far scorrere le graduatorie dei bandi chiusi lo scorso ottobre. I fondi stanziati all'assessorato dei lavori pubblici consentiranno di soddisfare le 2029 istanze presentate dai comuni, spiega l'assessore ai lavori pubblici Antonio Pio. Le nuove risorse derivanti dalla rimodulazione del mutuo e dalla legge finanziaria permetteranno a tutte le province di avviare opere pubbliche per 318 milioni di euro. Benissimo, ne siamo contenti. Andiamo da innanzi. La lite Torde PD frena la manovra da 750 milioni. In occasione Unione Sarda. Centrodestra all'attacco. L'Isola è in ostaggio della guerra tra la Presidente e i democratici. Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate. Sorgia, ex Lega, passa al gruppo Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia arriva a quota 10 consiglieri regionali. La new entry è Alessandro Sorgia, eletto nella Lega, a cui aveva dato l'addio nell'agosto 2025. Ora il gruppo del partito di Giorgia Meloni è il secondo più numeroso dell'Assemblea sarda dopo quello del PD, costituito da 11 membri. Allora, ecco, nasce la biblioteca dell'Assemblea sarda all'ex Manifattura. Sarà ospitata negli uffici dell'ex Manifattura Tabacchi la nuova biblioteca del Consiglio regionale, destinata alla conservazione, all'esposizione e alla valorizzazione del patrimonio documentale e culturale della massima Assemblea sarda. Lo ha deciso ieri la Giunta su proposta dell'assessore agli enti locali Francesco Spaneglia. È una scelta che segna una svolta per il complesso della ex Manifattura. Andiamo da innanzi, sempre Unione Sarda, economia, dermatite bovina, servono altri aiuti. L'allarme di Coldiretti, nell'isola tanti allevamenti ancora in difficoltà. Henry, un'app per segnalare i danni. Il tavolo verde tecnico, ieri alla presenza dell'assessore dell'agricoltura Francesco Agu, per fare il punto sugli indennizi alle aziende, eccetera, eccetera. Non ha messo però i titoli sull'occupazione, la proposta. Per questi motivi durante la riunione si è concordato con le associazioni di categoria di invitare tutte le aziende colpite a utilizzare l'applicazione scaricabile dal portale AGEA www.agea.gov.it nella sezione servizi e cliccando sul tasto su app per ciclone Henry e con questo mandare le foto dei danni subiti. Va bene. Una cosa poi la scorsa. La Pratobello va rinforzata, non stravolta. Allora, la stampa sono 2 ottobre, firme a sostegno della proposta di legge Pratobello vengono presentate in Consiglio. 3 novembre 2024 il Consiglio decide di procedere con la legge aree idonee. 4 dicembre 2024 la legge aree idonee, voluta dalla Giunta Todde, viene approvata dal Consiglio, ma un anno dopo sarà bocciata dalla Corte Costituzionale. 4 marzo inizia davanti alle commissioni quarta e quinta il percorso consiliare della legge Pratobello. Inocchio meno male bestie sul sindaco di Argosolo e sa Nuova Sardegna manco mentovato. I comitati hanno risposto presente. Le audizioni sulla Pratobello 24 davanti alla quarta e quinta commissione presieduta dal tastellato Roberto Ligioi e Antonio Solina si sono eccetera eccetera e così via. Le audizioni. Ieri è cominciato il gruppo dal proponente Pasquale Mereo, sindaco di Argosolo,
un po' tutti hanno preso atto dei mutati scenari normativi, sottolineando però che per raggiungere l'obiettivo serve un confronto assiduo e leale, come ha sottolineato Maria Grazia De Montis, portavoce del Comitato Gallura. La visione della proposta di legge non va stravolta, ora serve un tavolo tecnico permanente tra comitati e politica, affinché la Pratobello veda la luce accanto ad un piano energetico che sia vestito sulle esigenze dei sardi. L'avvio, il promotore, le proposte, accelerazione e così via di seguito, battantoso interventoso, però non sono citato, sosatelo. Solinas del PD, costruiamo una norma condivisa, si cerca una mediazione con gli attivisti sul testo finale. Alla fine degli incontri il presidente della quarta commissione Roberto Ligioi, M5 Stelle, ha confermato i passi per portare davanti alla consulta la legge aree idonee nazionale, mentre il presidente della quinta Antonio Solinas ha spaziato su più fronti. Abbiamo iniziato il confronto con i rappresentanti e alcuni comitati della Pratobello 24, ha detto tutto sommato è stato un incontro serio molto aperto. Tutti sanno, siamo rimasti sulle nostre posizioni, però l'obiettivo comune è quello di addivenire ad una soluzione di una proposta che accontenti entrambe le parti, perché l'obiettivo deve essere di parte di dare una legge di garanzia dal punto di vista ambientale ed energetico alla Sardegna. Allora, no, scusate, ma l'ho già poi devo rispondere, per forza. Ecco qua. Allarme sanità, sempre più sardi si curano fuori. Per i viaggi della speranza il conto supera i 129 milioni. Non tanto so che hanno bisogno di cura, da chi no, che non vi potete essere. L'iniziativa raccolta firme, diritto alle cure, mobilitazione CGL. La CGL chiama alla raccolta i lavoratori e le lavoratrici della sanità. Appuntamento al T-Hotel di Cagliari, domani alle 9.30. 2 gli obiettivi: sollecitare un netto cambio di rotta in Sardegna e lanciare la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Intanto il sindacato annuncia la partecipazione sempre nel capoluogo alla manifestazione di sabato promossa dai comitati per la sanità pubblica. Senza medici il territorio muore, manifestazione, sabato i comitati oristanesi saranno a Cagliari. Unione Sarda, prezzi alle stelle e code, caos, benzina nell'isola. Prezzi alle stelle le vediamo, tra l'altro sui visti, ma non ha chi noi su Puschi costa, basta così non costa metà di più. La Sardegna è fra le regioni più care d'Italia, forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno. Allora, prezzi che schizzano verso l'alto e automobilisti in coda per fare il pieno per cercare di risparmiare qualcosa, prevedendo ulteriori aumenti. Gli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si sono già fatti sentire nei distributori di benzina sardi, con ricadute immediatamente sul costo del carburante. Oia, oia. Unione Sarda sempre, Dubai, la regione aiuti i sardi a tornare. Appello a Todde dai parenti dei turisti bloccati. E davanti alla città spunta una nave da guerra. Israele fa evacuare l'area
dove opera la Brigata Sassari, in cui furono Rutas al Bombaro. Missione di pace dell'ONU, la Brigata Sassari al comando. Il contingente di 2.800 caschi blu è guidato dal generale Fratticelli. La nuova guida suprema, nota come il potere dietro la veste, da un Khamenei all'altro, come succede il successore degli Ayatollah, ucciso sabato in un raid compiuto dagli israeliani e Stati Uniti. L'Assemblea degli esperti iraniana ha scelto, su indicazione delle guardie rivoluzionarie, Mojtaba Khamenei, 56enne, secondogenito dell'Ayatollah Ali Mojtaba Khamenei. È nato infatti nel 1969 a Mashhad, importante centro religioso dell'Iran. L'uomo che ha prestato servizio nell'ultimo periodo della guerra fra Iran e Iraq, durata dal 1980 al 1988, con il battaglione Habib bin Mazahir delle guardie rivoluzionarie, è noto per i suoi stretti legami con i Pasdaran, politeiskide. Ponenne Rukorvamei. Mojtaba Khamenei ha studiato a Qom con i più importanti esponenti del clero religioso iraniano, ma è una figura che ha sempre preferito lavorare dietro le quinte, anche quando suo padre è diventato guida suprema, senza avere mai cariche governative. I cablogrammi diplomatici statunitensi pubblicati da Wikileaks alla fine degli anni 2000 parlavano del giovane Khamenei come del potere dietro la veste. Uno di essi riportava l'accusa che Khamenei intercettasse persino il telefono del padre e stesse costruendo una propria base di potere nel paese. Khamenei ha lavorato a stretto contatto con le guardie rivoluzionarie, sia con i comandanti della loro forza Quds per le operazioni esterne, sia con la milizia volontaria Basij per la repressione delle proteste interne. Postulano Galupeo de su Babu, tale Izu, e questo è il Galupeo. Bene, vamos per ora una prima pagina che abbiamo lasciato, missile iraniano sulla Turchia, Trump-Sanchez, alta tensione. Sanchez è il primo ministro spagnolo. Il no alla guerra del premier spagnolo divide gli alleati europei. Il leader USA, Teheran, era fuori controllo, ci avrebbe attaccato. Allarme Iraq, blackout in tutto il paese. In Iraq pure problema, gli americani affondano una nave iraniana, 87 morti. Bene, che in questo abbiamo finito, andiamo a cliccare la sigla di tancatura, la ponemos in funzione e non damos appuntamento. Torna a casa. Classese, abbiamo due appuntamenti. L'appuntamento con Giuseppina a Donedo in Lugo, la Salvatore Mesa, e poi con Domenico Ruglio a Sasotto e sul cinema Aristotele. Visti TV a cliccare e voltare in diretta sia su sia Satiro. E poi Giuseppe per appuntamento in Cagliari, Cisre de Nuvolo, scusate, il suo libro biografico di Daniele De Cassilla. Mentre vedere, vi è buona tutto dai Visti TV, addio e mezzo.